Siamo pronti per iniziare. Stamattina presentiamo al pubblico un libro uscito da poche settimane intitolato Le canzoni di Pisurzi. Pisurzi è un poeta del Settecento di cui si avevano notizie vaghe, poi in seguito a uno studio le poche notizie che si conoscevano si sono rivelate anche sbagliate. Questo studio lo ha fatto Giancarlo Porcu, filologo ed editor de Il Maestrale, e abbiamo chiamato a parlare di quest'opera Graziano Fois, studioso e ricercatore di storia, di letteratura e antropologia, e Maurizio Virdis, titolare della cattedra di filologia romanza e di linguistica sarda dell'Università di Cagliari. Buon ascolto. Ringrazio l'associazione e la persona di Mario per essere stato invitato e passo subito alla presentazione di questo libro, di cui si sentiva, negli ambiti almeno delle persone che si interessano della poesia in lingua sarda, si sentiva il bisogno. Si tratta di un'edizione critica. Credo che sia necessario, o comunque non è fuori di luogo, dare qualche istruzione su che cos'è un'edizione critica. L'edizione critica è un tipo di pubblicazione in cui i dati testuali vengono ricostruiti rigorosamente. È vero che di solito più il poeta si allontana, diciamo così, cronologicamente da noi, più le edizioni critiche si fanno necessarie. Nel caso poi della letteratura in lingua sarda, l'edizione critica è praticamente un dovere, perché i canali di trasmissione che la letteratura sarda ha preso in lingua sarda nel tempo sono dei canali piuttosto diversi, a volte da quelli editoriali, a volte sono postumi, quindi non riusciamo a individuare quali erano le volontà dell'autore, a volte tendono a confluire più composizioni che hanno lo stesso stile sotto il cappello di uno stesso autore, e quindi la tradizione del testo, cioè la trasmissione del testo e l'attribuzione di un certo numero di composizioni a un autore comincia in un certo qual modo a inquinarsi. Questa alternatività della trasmissione dei testi in lingua sarda è dovuto a più che a una scarsa alfabetizzazione, nel senso che nel Settecento e l'Ottocento l'alfabetizzazione della Sardegna è bassa quanto praticamente le zone agrarie di tutto il resto d'Europa. È dovuta a quello che è comunque il ristretto numero di persone presenti in Sardegna. La Sardegna è sempre stata comunque sottopopolata, come lo è tuttora, e attorno a questo le persone che si interessavano comunque di poesia in lingua sarda era ancora che componevano poesia in lingua sarda era un numero ancora più ristretto. Questo faceva sì che i pochi stampatori non fossero particolarmente interessati a questo tipo di editoria, la quale, appunto, produzione poetica, riusciva a comunque estendersi in vie alternative. Quando arriva a essere stampata da alcuni doppi dell'Ottocento, si potrebbe dire che la trasmissione del testo è già parzialmente compromessa. Quindi in cosa consiste un'edizione critica? Un'edizione critica consiste nel cercare di avvicinarsi il più possibile a quelle che erano le ipotetiche, spesso, come sappiamo, volontà dell'autore, e per dare un esempio di difficoltà che questo lavoro dà, dobbiamo forse proiettarci agli anni scolastici e provare a immaginare se dovessimo ricostruire l'albero di trasmissione del compito di greco o di latino passato a qualcuno, ma anche di quello di matematica. Cioè, teoricamente il filologo si trova a questo punto che c'ha una copia e non è sicuro che sia quella, diciamo così, la copia della traduzione, quella genuina. Comincia a vedere degli errori, ci sono alcuni errori che si trasmettono in certe zone della classe e altri no. L'obiettivo
questo caso il filologo è differente da quello del docente, ed è non di scoprire il trucco, ma di ritornare a ciò che ha scritto il primo che ha fatto la versione e che l'ha passata a tutti gli altri. Perché la trasmissione dei testi è qualcosa che può essere particolarmente labile. Già conosciamo quell'esperimento di cui a volte si trova una prova anche nei filmati su YouTube, di dire una parola all'orecchio di un'altra e passarla a altre 10 persone. Ed è divertente, ci diverte a noi a volte guardarlo quando non abbiamo nulla da fare, perché una parola di un certo tipo si trasforma alla 10ª persona in qualcosa di completamente differente. Non è diverso in realtà il processo che avviene nella trasmissione, diciamo così, su carta, perché chi copia legge delle cose, ha una sua cultura, dà una sua interpretazione e spesso tende anche a correggere. Sono stati fatti vari studi sulla personalità dei copisti, ovvero sia di che strumenti culturali hanno a disposizione, e si riesce a avere praticamente un quadro delle, diciamo, loro predisposizioni. E spesso ci sono nella storia dei momenti culturali in cui la copia di determinate testi ha già in sé, diciamo, i germi per una trasmissione corrotta, nel senso che nel caso del nostro poeta Pisurzi, poi Pisurzi è un omaggio che Giancarlo lascia alla tradizione perché questo poeta è conosciuto in Sardegna con questo nome, ma in realtà non ha questo nome, ovvero sia cognome. Ne ha due e di questi due uno non ha molto a che fare, è presumibile che fosse appunto questo Pisurzi un soprannome, e non è nemmeno sicuro. E quando finisce, diciamo, la sua vita, è fine Settecento, e le prime copie a stampa, non quelle manoscritte, sono di metà Ottocento, e c'è già una differenza tra gli sviluppi della lingua sarda. Alcune strutture sintattiche cambiano perché, a differenza di quello che spesso si è sostenuto in ambiti di studio adesso un po' vecchi, la lingua sarda si evolve, non è mai uguale a se stessa. E quindi ci sono dei cambiamenti che ovviamente il copista non capisce. Può succedere che non capisce delle innovazioni. O, se non sono innovazioni, si chiamano in filologia lezioni vecchie. Cioè, una parola che non capisce. In questi casi, ad esempio, il copista ha di fronte due alternative. Scrive com'è, se capisce, oppure cerca di correggere dicendo no, ma questo è sbagliato. È la singola disposizione del copista. La tendenza, ad esempio, nel caso di Pisurzu, nella trasmissione dei testi, è quella delle cosiddette lectiones faciliores, si chiamano in filologia. Cioè, non capisco una parola e l'assimilo a un'altra più facile. Un esempio l'abbiamo nella prima composizione che è riportata nel testo, dove appunto tutti passano a scrivere cantende. Guardiamo un attimo, sembra l'esempio più solito con due mani. Sì, c'è di tutto, anche tu quando ti metti a scrivere, lo so. Cerca di essere un po' più sintetico, dai, un po' più un haiku in sardo, che fa figo tra l'altro. Ecco, qui quasi tutti, un esempio, ma voglio sicuramente, tutti scrivevano cantende in savurrazza mistaia, ma sulla base di un'indicazione, di un'intuizione di Pitau, corregge il nostro filologo in caentende, forte anche del fatto che, guardando una traduzione in italiano, dal punto di vista semantico la lezione caentende, scaldando, si ritrovava. Il lavoro che ha fatto Giancarlo Porco è di una pazienza
di una analiticità estrema. Ci ha lavorato 5 anni e già sono dei tempi, diciamo, lunghi per certi versi, ma sono i tempi che ti danno la possibilità di meditare determinate soluzioni. In questo tipo di edizioni ci può essere sempre qualcosa che non va bene. La cosa interessante, lì si vede che è meditata, che non c'era dietro il ministro dell'università a dire c'è un concorso di abilitazione per cui o dai il tuo file PDF o non dai il concorso, non aveva i cani dietro di questo, e per cui ha potuto, per cui qualsiasi obiezione mi venisse in mente, mentre leggevo le note introduttive, qualsiasi era poi sempre rintuzzata, possiamo dire così, dallo studioso. Tutte le obiezioni che, per cui, anche in alcuni casi, anche quando interviene sul testo e fa delle correzioni, ci spiega ampiamente. Devo dire che è veramente esaustivo e tra l'altro crea un metodo di lavoro per chi si deve occupare di questi testi. La creazione di questi testi, ovvero sia l'edizione critica di questi testi, non è inutile, a parte che io sono sempre per le cose inutili, sono sempre quelle migliori, ma non è inutile perché, voglio dire, quando noi ci occupiamo di storia letteraria, ci facciamo un'idea su dei testi. Se ad esempio noi avessimo conosciuto, per tornare perché ne parlavo con Giancarlo prima, Manzoni, nell'edizione del 31, avremmo avuto un'idea della lingua italiana che usava diversa da quella che poi ci è stata data con l'edizione del 41, perché lui nel 41 fa una serie di correzioni cercando di rendere ancora più toscaneggiante una lingua che per lui era una lingua di composizione, intendiamoci. Manzoni nelle lettere dice chiaramente che quando parla usa il milanese e che quando deve parlare toscano fa fatica e che a volte gli mancano le parole, e allora dice, come diciamo noi, una cosa che ammette serenamente. Manzoni non parlava in casa la lingua che scriveva, una lingua di cultura. Peraltro manco i fiorentini parlavano come scriveva Manzoni, una lingua creata in laboratorio non di parole inutili, e cerca di rinnovare una tradizione scritta. Ecco, se noi avessimo conosciuto Manzoni nell'edizione del 31 invece che quella del 42, sarebbe stato leggermente diverso. Non certo per la palla che si sono beccati tutti gli studenti a leggersi Manzoni, e se la sono beccata perché lì c'è un equivoco nei programmi che c'erano a scuola e che si continuano poi a portare avanti, che se non si chiamano programmi ma si chiamano obiettivi didattici, fatti di contenuti e di moduli. Il modulo è molto importante. Nel senso che tutti noi come studenti ce lo siamo beccati Manzoni perché era considerato come primo esempio di una lingua italiana che avesse un livello comprensibile più o meno a tutti gli studenti, attenzione, non alle persone che non andavano a scuola, studenti di una lingua italiana che si stava creando, per cui si continuava a farlo leggere, perché dice così impari a leggere un testo nella lingua italiana che noi vorremmo tu imparassi. Poi col tempo, siccome l'italiano si è imparato, ahimè, per certi versi sulla televisione, quindi sui telegiornali, infatti adesso i telegiornali parlano l'itanglese, no? Hanno smesso, adesso è fuori moda l'italiano puro, adesso si usa l'itanglese perché dire location è un'altra cosa che dire luogo, posto. Location fa figo, dire posto no, caffone dire posto, veramente. E quindi voglio dire, poi c'è un riflesso e poi in tutto il sapere che si crea per varie generazioni. Noi a volte siamo per fortuna grati ai padri di determinati studi e per altri versi gli dobbiamo tagliare la testa. D'altronde è un procedimento che va studiato, un procedimento simbolico che va studiato bene Freud e poi tutti gli altri psicologi. Nel caso nostro abbiamo Alziator, che è il primo che si impegna a cercare di fare una storia della letteratura in Sardegna. L'aveva fatta prima Siotto Pintor, ma in realtà fondamentalmente un guazzabuglio. Soprattutto, sì, Siotto Pintor ha avuto una colpa, sì, che siccome erano ancora in voga l'antispagnolismo, ha fatto scendere a livello di testi poi di studi il tasso di spagnolità nella letteratura sarda da 60 a 0. E infatti c'era uno che poi lo criticava, apro una parente, poi ha chiuso la parente, apro una parente, che si chiamava Ciuffo,
che già con questo cognome, voglio dire, non ha potuto avere fortuna, si chiama Ciuffo, cioè, forse Carlo Fuori, che comunque fa un libercolo, si direbbe oggi, no, fa un pamphlet dicendo praticamente a Sioto Pintor: tu non hai capito un fico secco, letteralmente, perché questo è di origine spagnola, quest'altro no, qui non fai altro che dare una serie di giudizi e non stai parlando dell'opera. Ma che cosa sei? Cioè parli delle opere minerarie e dici che sono scarse, opere sui primi approcci minerari alla Sardegna, parli di questo e dici che allora sai tutto. E infatti poi Sioto Pintor ha fatto carriera in politica, perché lui sapeva tutto. Ad esempio, nel caso di Pisurzi, il padre, nel senso che è quello che ha introdotto tutti noi a cercare di dare uno sguardo a che cos'era la letteratura in lingua sarda, e non solo, era Alziator. Alziator è stato un grande studioso, ma come tutti quelli che ci precedono gli si va tagliata la testa, perché ci sono molti demeriti. Il problema è che mentre gli tagli la testa, nel frattempo il germe dell'errore è già triplicato, per cui Pisurzi praticamente era un poetuccolo, seguace dell'Arcadia, e quindi già per chi proviene da un'educazione letteraria di tipo italiano, cioè quella che tutti noi abbiamo avuto a scuola, quando senti Arcadia c'è un tracollo, per noi maschi, testicolare, cioè Arcadia, che pastori da ogni parte, pastorelle poi. Tra l'altro è una difficoltà che la letteratura italiana ha in realtà, nel senso che quando si va a parlare del Settecento, creando un canone anche didattico della letteratura, non sanno dove pescare. C'è Alfieri, che trombone, poi c'è Goldoni, simpatico, e poi scopri che lo stai leggendo tradotto in italiano perché spesso scrive in veneziano. Poi c'è scritto le memoir, tutto che bello italiano le memoir, ma le ha scritte in francese. Cioè il Settecento è un'epoca un po' di transizione della letteratura in lingua italiana e non sanno che pesci pigliare. E Alziator, con la sua preparazione culturale, va a pescare questa tradizione dell'Arcadia, ha avuto un successone. Il problema era duplice, che gli autori sardi scrivevano questo cosiddetto stile arcadico, ma non lo era, presumibilmente per una, virgolette, contaminazione con la letteratura spagnola. E in secondo, Pisurzi con l'Arcadia non c'entra. È come il cavolo sui maccheroni, il cacio sui maccheroni, il cagallone sui maccheroni, non c'entra nulla. C'entra proprio nulla. Nel senso che è una delle cose, cioè una delle prime cose che ho detto a Giancarlo quando mi aveva fatto vedere alcune bozze, gli ho detto: accidenti, ho sempre pensato che fosse un palloso, noioso, vecchio trombone che sta a predicare in quanto prete anche quello che lui pensa, e in realtà invece è un autore molto divertente, molto analitico, che conosce bene la letteratura, che le sa trasformare, gli sa dare un'impronta personale. E allora ripensi, dice sì, però questa visione mi derivava, e mi derivava anche, voglio dire, giustamente, nel senso che non sempre nella nostra carriera di persone che leggono in primis riusciamo a leggere tutto quello di cui una storia letteraria ci parla, e gli stessi autori che fanno una storia della letteratura non hanno il tempo in tutta la vita di leggere l'integrale di tutto quello di cui loro parlano, è impossibile. Non ho mai conosciuto né un docente universitario absit in iuria, giù il cappello, né un studioso, un insegnante delle superiori che abbia letto tutte le opere della letteratura italiana in versione integrale, perché sono veramente parecchie, sono molto lunghe, per cui, e quindi a volte giustamente ci si deve rifare a quello che ha detto qualcun altro, normale. Purtroppo tra i meriti dell'Alziator c'erano i demeriti di certe letture che poi ti creano comunque, per cui quando lui studiava Pisurzi pensavo: che palla che sta studiando. Poi quando lo sono, cioè va fatto perché per poter dire che palla devi avere una maggiore circostanziazione della questione. E in questo caso invece poi l'edizione ti porta a rileggere, a reinterpretare. Il libro io lo consiglio perché intanto, vabbè, per chi si interessa di poesia, i libri di filologia hanno questa caratteristica molto democratica, nel senso non del partito, che si possono leggere a blocchi, o direbbero il Ministero dell'Istruzione a moduli, che la didattica modulare è più bella. E si possono leggere a moduli, nel senso che ci sono delle parti introduttive, delle parti che spiegano i criteri utilizzati. Lui poi ha aggiunto, perché dice non basta la fatica, c'è la parte fonetica, la parte della grafia che si è utilizzata, i dati su Pisurzi che erano sbagliati, addirittura non aveva quel cognome ma ne aveva due, e non era quello un matronimico, il secondo.
Insomma, allora, poi riporta i testi hanno degli apparati di note a piedi pagina e già questo crea delle reazioni di orrore nell'editoria più divulgativa, nel senso che mentre sui computer se non c'è un ipertesto non godiamo, nell'editoria se vedi delle note a piedi pagina, parlo degli sviluppi degli ultimi 15 anni, se c'è una nota a piedi pagina il libro non si vende. Se vi è capitato di leggere dei testi di storia o di sociologia, ad esempio di La Terza, che è un ottimo editore, le note non sono più a piedi pagina, perché disturbano. Per cui sono più pagine avanti, secondo un criterio per cui praticamente se vuoi consultare le note, fai un continuo vai e vieni, aspetta, no, ma questa è la nota 80, ma non c'entra nulla. Ah, perché è la 80 del capitolo primo, invece io sto leggendo l'80 del capitolo secondo. Secondo l'editoria questo, ed è curioso perché da un lato abbondano gli ipertesti, perché fondamentalmente internet è un ipertesto, e però nell'editoria l'ipertesto fa schifo. Prima faceva poco. Allora, però nonostante questo, nonostante la fatica di chi si è tolto dalla testa l'ipertesto, le note possono anche non essere lette. Il curatore non si offende. L'autore dei libri, cioè nel senso l'autore di cui si è fatta l'edizione Pisurzi, non si offende, per cui questa possibilità della lettura a blocchi fa sì che uno effettivamente possa leggere il testo poetico nudo così com'è e poi se ha delle curiosità o se ha interessi in studio si guarda le note. Le note non sono lì per darti un obbligo. E in questo senso va detto che giustamente se un domani uno studioso di storia della letteratura starà facendo una storia della letteratura in lingua sarda, ma è presumibile che non si vada a rileggere tutte le parti introduttive, perché lo storico della letteratura ha non tanto un inquadramento, dà per assodate alcune cose, cioè, mi fido della. E a questo proposito faccio una domanda a Giancarlo, che poi può scegliere se rispondere adesso o dopo, che è: qual è il rapporto fra filologia e storia letteraria? Nel senso che poi la filologia, lo studio analitico dei testi, nel caso poetico, in questo caso si tratta di testi che sono letterari, in realtà la filologia è un metodo che si può applicare anche alla filosofia, sappiamo bene, alcuni studi che sono stati fatti, se non ricordo male, filologici sul manifesto del Partito Comunista, dove insomma sembrerebbe che emergerebbe che Marx ha messo la punteggiatura e alcune proposizioni, tutte le altre erano di Engels, non che Marx non le condividesse. Però il manifesto, ad esempio, secondo gli studi filologici, è più opera di Engels, poi è chiaro che è un'opera dovuta a a discussioni plurimetriche. Però è un tono effettivamente, il manifesto, poco marxiano. Quindi lascio la parola a te, signor Maurizio. Su questa cosa, su questo stimolo, questa domanda, intanto buongiorno a tutti e ringrazio dell'invito di coloro che mi accompagnano in questo e coloro che mi accompagnano in questo viaggio. Il rapporto tra filologia e storia letteraria, anche per parlare nella fattispecie di questo lavoro, è un rapporto strettissimo e necessario, direi, perché per costruire una storia letteraria, l'evoluzione di un genere o di un'intera tradizione come quella poetica sarda, abbiamo bisogno di testi affidabili, cioè di accertare, come si suol dire, la lettera dei testi, se no su cosa costruiamo? Una storia letteraria è fatta di testi. Se abbiamo testi guasti, come si dice anche tecnicamente in filologia, cioè che attraverso una trasmissione irregolare sono arrivati a noi in maniera molto infedele rispetto alla presumibile volontà d'autore, stiamo costruendo una storia letteraria su qualcosa di falso. Quindi l'accertamento dei testi che cerca di avvicinarsi a quella volontà dell'autore, alla voce dell'autore, a quella prima emissione, alla creazione, per l'appunto
ha intanto questa funzione. C'è però un altro aspetto che riguarda il nesso tra filologia e storia letteraria, e più che altro critica letteraria, ma le due cose vanno di conserva spesso, vale a dire la bontà del metodo filologico quando appunto si pone come obiettivo quello di accertare la lettera del testo, cioè di esaminare parola per parola. Beh, questo implica già un processo critico, perché entrare dentro il testo significa comprenderlo meglio e quindi comprendere ogni singolo testo che poi va a comporre la storia letteraria. E quindi è un processo analitico che riguarda anche la minuzia, però la minuzia è importante. Cioè, ricordo un saggio di un grande filologo, che è Alfredo Stussi, che si intitola Elogio della minuzia, perché nei particolari spesso si celano poi e nell'insieme di particolari le grandi interpretazioni e anche le grandi campiture nel disegnare una storia letteraria. Quindi il nesso c'è, credo che sia importante e fondamentale. Poi non è detto che queste due competenze della filologia e della storia letteraria debbano risiedere nella stessa, nel medesimo studioso e nel singolo studioso, ma ci deve essere appunto un'interrelazione che consiste in questo: chi costruisce una storia letteraria deve poter usufruire di testi affidabili, tutto qui. Questo spesso non accade, o perché lo storico non è un buon storico della letteratura, o perché non esistono lavori filologici preparatori, e quindi lo storico della letteratura, pur buono, non ne può disporre. Quindi penso che sia vitale, più che vero e importante. Direi di sì, e volevo solo glossare su questo elogio della minuzia, perché in realtà le trasmissioni dei testi sono sempre basate su sfumature e minuzie. Certo che alcune sono più importanti, altre meno, il metodo esaustivo è di curarle tutte. Però un esempio filologico lo potremmo trovare in una vicenda di alcuni anni fa, che non ha nulla a che fare con la letteratura, però ha molto a che fare con la sfumatura e con la minuzia. Anni fa nell'Iran il presidente era Sugrabarzu, no? Ahmadinejad, che non godeva di una particolare simpatia nell'Occidente, anche perché gli americani dicevano che era cattivo e quindi è sicuramente cattivo. Fatto sta che, interessandomi in una vicenda per affari miei, frugando da una parte all'altra e trovando riscontri, ho notato che l'agenzia che traduceva i discorsi e le dichiarazioni alla stampa del presidente, dell'allora presidente iraniano, era un'agenzia locata, che va dalla location a Londra, e guarda caso era un'agenzia i cui proprietari erano due israeliani. Ora, con tutto il bene che posso volere agli israeliani, c'è da dubitare che un'agenzia che fa le traduzioni tenuta da israeliani sia particolarmente fedele, perché io in questo caso applico un metodo critico, dico: gli israeliani non godono di buona fama in Iran e gli iraniani non godono di buona fama in Israele, per cui forse hanno qualche interesse a non dire le cose bene come stanno. E confrontando poi la traduzione che davano in inglese, questa agenzia di stampa, è quella da cui pescavano tutte poi le agenzie occidentali, e guardando invece la traduzione fatta da un iraniano o persiano, che dir si voglia, sì, fondamentalmente diceva le stesse cose. Il problema è che la differenza spesso è nelle virgole. In questo caso, ad esempio, era un discorso che aveva fatto Ahmadinejad dicendo che Israele doveva essere cancellato dalle carte geografiche. Uno dice: che cazzo, i giornali avevano tuonato, perché i giornali non parlano, tuonano, dicendo che voleva distruggere Israele fisicamente, eccetera, eccetera. Ora, dirà che è un pensiero che
nell'Islam sciita è ricorrente almeno quanto nell'Islam sunnita, però in quell'occasione lui non intendeva dire quello. Nelle sfumature c'era che lui stava dicendo che da un punto di vista del diritto internazionale Israele era una costruzione che non doveva essere riconosciuta e quindi doveva essere cancellata dalle carte. Lui stava parlando dal punto di vista del diritto. Che poi lui pensasse in pectore che lo volesse distruggere, questa è una cosa che lascio all'agenzia di stampa londinese o ai giornali americani. La comunicazione delle parole sta nelle minuzie, non nelle urla, non nei titoli, per cui l'interesse delle minuzie, delle sfumature è fondamentale quando uno vuole approfondire. Poi se uno si sta guardando un telegiornale perché non trova la voglia per andare in bagno e guardando gli viene, tutta la mia stima, ecco. Però se una cosa è importante dice scusa non mi torna questa cosa, ed è nelle minuzie, non nelle urla. Giusto una postilla, anche per chiarire, questo libro non si occupa in 700 pagine di virgole, ma non è giusto nel senso che poi nel ricostruire no, ma infatti non è in contraddittorio la cosa, ma giusto per far capire a chi non lo conosce ancora. Nel ripercorrere una tradizione si incontrano anche problemi molto sostanziali e sostanziosi. Vi faccio un esempio tratto da qui. A un certo punto della tradizione delle poesie di Pisursi, che era nato nel 1707, stiamo parlando di un poeta abbastanza antico per quanto riguarda la tradizione sardanotta, anzi piuttosto antico, per quella di tipo popolare. Poi in precedenza abbiamo poeti colti, diciamo così, come Araolla, di cui si è occupato egregiamente il qui presente Maurizio Virdis, e ancora prima il vescovo Cano nel 400, ma quello che poi avrà diffusione popolare è essenzialmente Pisursi, accanto a Bonaventura Richeri, di cui si è occupato il padrone di casa Mario Cuveddu, per quanto attiene alla poesia religiosa. Ma nel ripercorrere appunto la tradizione di questi testi, e in particolare forse uno dei più celebri, cioè Save, dove si narra di un uomo che sta preparando Sasava, si avvicina a quest'ape, è una sorta di racconto edificante, diciamo così, di apologo, che viene avvertita del pericolo di invischiarsi in Sasava, che sta bollendo praticamente, anzi si sta intiepidendo. E nonostante gli avvertimenti dell'uomo che sta lì a prepararla, quest'ape attrivida, azzardata, diciamo così, alla fine insomma non fa una bella fine. Verrà data voce anche a lei. Ebbene, per tornare all'esempio che voglio fare e al discorso sulle minuzie e su problemi anche più consistenti da un punto di vista quantitativo, non di importanza, durante la tradizione si perde una strofa intera. Perché? Perché la stampa principale, per fare proprio un esempio del lavoro filologico, che è quella del 1840 di Pischedda, di Tommaso Pischedda, si rifà per questa parte di testo agli estratti che pubblica Pasquale Torre nel dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna. E a un certo punto lui cita brani consistenti di 4-5 ottave, intercalandoli alla sua trattazione sul poeta Pisursi, che viene inserito per la prima volta nel novero degli uomini illustri. A un certo punto non dà nozione dello stacco in un passo intero. Pischedda si rifà a questi e non si accorge che Pasquale torna a citare quella parte di testo, ha saltato un'ottava, e così si tramanda fino ai giorni nostri, e questa è la cosiddetta vulgata, cioè il testo che noi andiamo a leggere prima che qualcuno non lo rettifichi, come ho fatto io, sulla base di testimonianze, non certo inventandomi la strofa. E per ricollegarmi anche al discorso di prima, dietro stimoli, cioè quanto possa essere importante anche la conoscenza di un'altra strofa di una poesia importante nell'opera di Pisursi,
per la critica e per la storia letteraria. Questa strofa recita così: non penses è l'uomo che lavora, che sta preparando Sasava, che ha preparato Sasava rivolto all'ape. Non penses che l'unerza procattima su Vrazzu e Sasava che pago alete. Cioè, non pensare che io ti dia questo avvertimento, non consumarmi la saba perché temo il consumo, perché poco vale, insomma non ha un gran valore, non è taccagneria in pratica la mia. Questa è una precisazione importante anche per la intelligenza del testo. Non sei tu Sasola Nisa prima s'accappo consizzato tale quale, e si non pone in mente a chi ti stima, te stare attatto a chi ti chiede male, e si non imparas tu in te stanzena, vides ti desi in samantessi pena. Cioè imparare dall'esperienza altrui, quello che si dice anche scarmentare, lo dico alla nuorese perché io sono nuorese, forse nella dizione si sente anche in qualche passaggio. Scarmentare, però mi sa che c'è una metafesi a Cagliari in altri posti, scramentare, per quello che precisavo non volevo rivendicare l'oresità o barbaricinità. Sì, no, il termine sì, la dizione diceva esattamente. Questo per farvi un esempio di cosa implica una ricostruzione testuale, andando, come si dice, alle fonti. Però adesso vorrei lasciare la parola a Maurizio. Grazie. Buongiorno a tutti, e anch'io ringrazio l'Associazione Culturale Perda Sonora e il carissimo amico Enrico Bettu, padrone di casa, che mi invita ancora una volta a Seneca, dove vengo sempre volentieri, poi in questa bella location. Che non si può dire diversamente. E questa bella corte, cortege. E questa è già la seconda gioia, che sono qui a presentare un bel libro di un caro amico, di un autore che ha curato, come avete sentito finora, l'edizione critica di un autore importante, che appunto è Pisurzi. Nel tempo che mi è dato a disposizione vorrei dividere così quanto da dire, metà sul poeta e metà sul lavoro del filologo e curatore dell'opera. Pisurzi, l'avete già sentito, è un poeta importante del Settecento sardo, non arcadico, come forse non lo è neanche Tra De Luca, probabilmente. Lui forse può stare un po' meglio, ma forse non è esatto neanche Tra De Luca. Abbastanza noto, direi noto a chi si interessa e coltiva e ha gusto e passione per la poesia sarda, ma forse non noto in tutte le sue composizioni. Credo che quelle più vulgate, appunto quelle maggiormente antologizzate, quindi più note, sono, e anche a ragione, non c'è una ragione per cui, non perché abbia ragione, sono appunto Save, di cui si parlava prima, per appunto dell'apologo, appunto, chi cerca troppo piacere, ci rimane invischiato, come l'ape nella sapa, e Sanzone. Sono le forse più cantabili, hanno un registro letterario più comune, più semplice, più facilmente comprensibile rispetto alle altre. Si è detto anche che Pisurzi era un poeta moraleggiante, fustigatore di costumi, moralista, magari anche un po' accigliato, magari un pochino così, e secondo me non è così, non è solo così. Allora, almeno la lettura che ne faccio io, poi le opere letterarie non finiscono mai di tirare fuori risvolti e pieghe, eccetera, non si finisce mai, è quello di studiare opere letterarie, ma così sulla mia lettura per il momento
Save sì può essere un apologo moraleggiante, appunto, attenzione a cercare troppo il piacere perché poi ci rimanete dentro invischiati, ma che so, Sanzone, quante cose si possono dire? Sì, certo Pisurzi era un sacerdote, un vicario che teneva non era parrocchia come dici tu perché la parrocchia era Patada e quindi vabbè comunque il vicario, come si può dire, il vicario di Bantine, da dove deriva lui, insomma dei paesi di cui lui è nativo, e quindi pastore di anime. E quindi sì, certo può essere la pecorella smarrita evangelica e il buon pastore che la va a ricercare, ma può essere sottostantemente una poesia d'amore, la bella innamorata che si è persa, che va un po' vagando di qua e di là, e che l'amante amato così un po' in pena dove sarà finita. Ma a me mi piace più pensare, forse mi dirà Giancarlo, che sia una poesia sull'amore, tout court. No, l'amore in tutte le diverse manifestazioni, può essere la pecorella smarrita, può essere una figlia, può essere un amante, perché no? È un amore che dà forza, quando vede il lupo lui tira fuori questa forza che forse manco lui sospettava di avere e gli caccia un bastone sul muso del lupo cattivo e tutti, salvo la pecorella ovviamente, se la riporta via e tutti gli fanno l'applauso, cantus es valente. A me mi piace vederla in tutti i sensi, è l'amore, tout court. L'amore come tale, l'amore che dà forza, la poesia su questo. Quindi non è solo un apologo del buon pastore, della pecora, anche quello, certo, anche quello, ma non solo. Ma, come si dice, Pisurzi tocca tastiere sia linguistiche sia tematiche diverse. In certe poesie che possono sembrare appunto fustigazioni di costumi, perché ogni epoca l'uomo indulge a calignare, non facciamo i moralisti, comunque insomma, ci sono delle ragioni per cui l'uomo può essere criticato. Ce n'è una appunto in Bidarundende per esempio, dove c'è una agonizzante, dove un io poetico passa di fronte alla casa e sente una vecchia appunto agonizzante che fa la sua lezione morale alla figlia e ti dico figlia mia non andare alle feste perché le feste in maniera sempre molto cifrata, non dice mai cosa le è successo, ma insomma ogni festa è stata così, insomma, potete immaginare insomma. Occasioni di piacere ma anche con conseguenze spiacevoli, ecco via. E chissà se tu non sei Roderina, dice a un certo punto alla figlia, cioè non sei figlia di tuo padre. In una delle feste che è andato, una di queste era Lodè. Bene, può essere potrebbe sembrare una solita predica contro il peccato, i vizi della carne, il cadere, fatta da un sacerdote, così una sorta di omelia. Però questa signora, vecchia, ma insomma giunta alla fine dei suoi giorni, vabbè, l'io che ha ascoltato questa persona, questo io politico, questo personaggio denominato che ascolta, e dice ma cosa faccio? A mia moglie piace andare alle feste, quindi i casi sono due, o ponzo su lei sta staffa, cioè me ne vado, oppure devo stare a ziffezzare, come ti dice? Come voleva ziffizzare? Voleva dire... Vabbè, se lo dica Cagliari. Voleva dire Besticciando. Vabbè, dico Cagliaritano, abbetiende. Ecco, è immoralleggiante, è un prete che sa che certo bisogna seguire la retta via, ma che l'uomo è peccatore, difficilmente ne viene fuori, cioè certi modi di essere fanno parte consustanziale dell'umanità, dell'essere umano. Così come c'è quell'altra, poeta dare attenzione a me, dare la mia attenzione, già il titolo è esemplificato. No, aspetta, non quell'altra, quella del, adesso non me lo ricordo più, l'Incipit, questo io, anche lì, no, non è questa Buddha, vengo dopo.
che sente degli uomini che, come si dice a Cagliari, crastulano sulle donne, sui vizi e sulla lascività, diciamo pure, femminile, appunto come spesso succedeva allora. Ecco. E anche lì appunto uno che parla male dell'una e l'altra sempre in maniera cifrata, sempre nella metafora, non dice mai le cose apertamente, ma uno suspo che ancora oggi, suspo lo sapete cosa vuol dire, cioè un linguaggio cifrato, un linguaggio metaforico e cifrato, che spesso si usa anche oggi, no? Quando si parla così di certe cose, di sesso soprattutto, non si dice mai direttamente, si dice sempre attraverso metafore, e così ciascuno dice qualcosa ai danni di una certa donna. Ma anche qui è fustigazione dei costumi, non lo so, perché dice io non me ne dovevo interessare, mi è capitato di sentirlo, ve lo riferisco, ma non partecipa l'io poetico, e poi dovrebbe essere la maschera del poeta, a quello che dicono questi signori che tagliano i panni addosso al prossimo. Forse è più la fustigazione di chi parla male tagliando i panni al prossimo che non delle signore, delle donne, che vabbè, è umano questo, vabbè, così è. Dicevamo Cussare Savudda, un poeta d'aria mia attenzione, dove si parla di un sogno, per cui il sognante, colui che sogna, in sogno vede una gallina insidiata da una storia, da un falco, da un uccello rapace. Chiara metafora, no? La donna in difesa viene assalita da un uomo prepotente, solo che dopo averla salvata questa gallina gli si rivolta contro, e uno si può chiedere, ma voleva proprio essere salvata la gallina? Beh, chissà, perché giustamente lui dice la gallina, non una colomba, che è più il segno della purezza. Non solo questo, vabbè, lui dice, vabbè, forse alla gallina piaceva anche la storia, ma poi il sogno continua, che lui vede un cinghiale che insidia una muflone femmina, prende lo schioppo e si ritrova in mano con uno contorso, e gli si sveglia. Non scovolliamo Freud. Il suo contorso, vabbè, insomma, chi era la storia? Forse era lui. Volete, date attenzione a me, c'è questo registro, come dire, metatestuale, scusate la parola, ma insomma, vabbè. E cioè il poeta che parla lui stesso del testo di cui dice, cioè, o comunque dà degli indizi. Ecco, ce ne sono poi tantissime, ci sono trattate baruffe fra amanti, ritorsioni, succede sempre fra gli innamorati, ma io ti ho dato di più, no, se ho amato di più io, eccetera, eccetera. Anche qui forse non è una fustigazione di costumi, è una fotografia di quello che succede all'uomo, all'essere umano, perché è uomo, e quindi ci si innamora, c'è l'eros, ci sono i bisticci, sia l'uno che l'altro nella coppia vuole avere ragione e così via, insomma la commedia un po' di sempre, ma tra l'altro di commedia c'è una bella rappresentazione, appunto quasi drammatica, fatta di due pièce, una è su Gavardo Voltantoni, forse l'unica scritta in dialetto sassarese, Luca Baldo, Luca Baddu porta Voltantoni, cioè un ruzzino, questo così, personaggio della giustizia, insomma, di rango inferiore, sta sul rozzino e tutti gli fanno, come si dice, il sagrobbe, no? Lo canzonano, giusto appunto, gli fanno sopra la canzone per prenderlo in giro. Nella poesia successiva, Tremendo che canna, più o meno, Tremendo che canna, c'è la reazione, questo personaggio con un po' di alterigia un po' spagnolesca, no? Insomma, quel puntiglio, vuole che gli sia resa ragione, e quindi si rivolge, e lì c'è Pisurzi che proprio là si presenta lui come tale, non dietro maschere, oppure si automaschera, e lì
cercandogli di dargli ragione, così di venire, come si può dire, così, di appianare, diciamo così, la malefatta, la presa in giro. In realtà poi lo prende in giro peggio di quanto non avesse fatto tutto il paese che gli faceva la canzonetta contro. Ecco, giusto per dirne alcune. Dunque, Pisurzi è un poeta, diceva Graziano prima, la Sardegna si analfabeta come tutte le zone agrarie d'Europa di quell'epoca, né di più né di meno. Forse c'era meno urbanesimo, per cui la percentuale era più ampia in Sardegna che non altrove, ma insomma in una zone agrarie erano analfabete. Ma analfabete non vuol dire stolide ignoranti e insensibili o illetterate. Sì, la parola littera presuppone la scrittura, ma c'è anche una littera che si dice, che si pronuncia, e la poesia sarda è una poesia elaborata e colta, che conoscono anche gli analfabeti e hanno il gusto di una composizione elaborata, certo da un poeta scrittore che ha imparato a leggere e scrivere, ma che poi la assimila e la fa sua. Anche poesie difficili, non è la canzonetta facile, amor mio quanto sei bella, eccetera, eccetera, sono poesie complesse. E in quelle, dai, ci sono rime più belle, dai. Voglio dire, non è la facile canzonetta, sono poesie complesse. E la Sardegna, anche analfabeta, recepiva, forse qualche analfabeta anche componente, chissà, saprei meglio di me che studi questa tradizione, poesie complesse, poesie diciamo difficili, tecnicamente difficili e con pensieri anche elaborati. L'arguzia di Pisurzi è condivisa dal pubblico, dalla platea che lo sta a sentire, che è per lo più una platea analfabeta. E Pisurzi lo fa toccando registri sia tematici sia linguistici diversissimi. Si va appunto, come dicevo prima, dalla tradizione ormai assestata dal 500, cominciata e assestata dal 500, quindi letteraria, un registro letterario un po' aulico, al registro parlato, dal registro che si diceva. Oggi è difficile da comprendere perché dopo 200 anni anche la lingua sarda è cambiata, ma appunto parlare in suspu è come si fa oggi, tagliare i panni addosso alla gente in suspu, e basta girare per i nostri paesi, non solo paesi, si fa appunto con metafore, eccetera, eccetera. E questa è una delle cose interessantissime del nostro poeta. Per venire al lavoro di Giancarlo Porri, buona parte ha già detto Graziano, ma ha fatto un lavoro veramente imponente, di grandissimo valore, cioè ricostruire il testo, avvicinandosi quanto più si può alla verità, perché l'autograficità che non ce n'è, e quindi il filologo lo sa che ogni testo è una ipotesi di ricostruzione, ma un'ipotesi non perché mi salta in testa così mi sono svegliato con quel pensiero, ma un'ipotesi sbagliata, cioè Giancarlo ha fatto la collazione, cioè il confronto fra tutte le testimonianze possibili, a cominciare dalle carte del Tola, diverse carte del Tola che hanno a sua volta delle varianti, perché poi le ha ritrascritte, eccetera, eccetera, a quelle dello Spano, il canonico Spano di Ploaghe, alle edizioni a stampa, e ha verificato le varianti e ha in maniera sistematica cercato di rifare la genealogia, quindi anche l'ipotesi di come si è potuta produrre una variante e quindi l'errore. Ecco. E in parte è arrivato lui stesso con la sua divinazio, che è il dote essenziale di ogni filologo. Senza divinazio molto spesso non si può, e quindi a volte è l'intuito, la capacità di lettura appunto del filologo che nessuna delle varianti mi va bene, ma considerandole tutte faccio la composizione e dico la mia.
un lavoro minuziosissimo, puntiglioso, è stato detto anche nell'introduzione di Cherchi, e il puntiglio per un filologo è una virtù, appunto l'elogio della minuzia, ma anche del non cedere mai, così alla faciloneria, ma a verificare tutto. Di tutto questo lavoro veramente imponente è dato conto, come ogni lavoro filologico deve essere, dell'apparato. Per cui voi potete dire, ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Giancarlo, vabbè c'è dell'apparato, dice vabbè, però Tola qui ha detto così mi piace più quella, fai i vostri. Però l'onestà scientifica del filologo deve dar conto di tutto quello che c'è. Cioè io ho scelto questa variante rifiutando le altre. Se voi volete un'altra possibilità, ognuno ci sono. E non solo, per poi adesso non voglio fare, sta troppo lunga, ma anche il corpus delle varianti è importante anche per la storia della ricezione, eccetera, eccetera. E così via. Non solo questo, ha la traduzione ovviamente, è anche una nota interpretativa e presentativa di ogni singola poesia, ma c'è anche lì non soltanto appunto la ricostruzione rispetto alle diverse versioni che abbiamo, ma c'è anche la interpretazione di una lingua ormai non sempre così semplice, anzi tante parole ormai anche nei paesi più conservativi, più attaccati alle tradizioni linguistiche, molte parole non si usano più, non si capiscono più, e quindi c'è anche qui, per fortuna abbiamo certo dizionari, a partire, dicevamo prima, quello del caso, citati mai altri lessici, importanti, la Wagner, vabbè, per dire, ma insomma, altri glossari di altre poesie, vabbè, insomma, comunque ha fatto lo sforzo di comprendere, quindi fare comprendere a noi che leggiamo il testo, il significato. E tutto questo lavoro io credo che sia buono sia essenziale, sia già una base, ovviamente poi bisogna estenderlo a tanti altri poeti, per cominciare a costruire una storia della lingua sarda. C'è veramente tanto materiale, non solo il materiale del Pisurzi, ma il materiale glossato 1707, dico bene, 1707-96, la rivoluzione sarda l'ha conosciuta tutta quanta, anzi è morto nell'ultimo anno. Perché questa cosa? Perché la Vulgata, appunto, e quindi anche la biografia Vulgata, si rifaceva alla Tola, che ha tantissimi meriti per la storia della cultura sarda, ma insomma tutti sbagliamo, poi in un'epoca ancora così, l'Ottocento, gli strumenti non erano quelli di oggi, che ha praticamente confuso il nostro poeta Giovanni Maria col fratello più piccolo, Pietro, e quindi le date di nascita e anche il nome stesso sono quelli del fratello e non quelli del poeta. Quindi non è Pietro Pisurzi, ma è Giovanni Maria da Mela Pisurzi. Poi c'è tutta la diatriba un lungo ragionamento sul nome Pisurzi, Pisuccio, Pisurzi, no? Diciamo così, perché ha una tradizione onomastica cercata, e lì probabilmente ci sono fatti di grafia spagnola, eccetera, eccetera. Ecco, più anche altro, cioè Gerardo Tagliatini di varie parrocchie ha ricostruito, non dico la biografia perché non è possibile, però determinate tappe della sua vita le ha ricostruite bene. In ogni caso questo nostro poeta era un uomo probabilmente semplice ma non sciocco, povero, sostanziale di famiglia molto umile, c'aveva giusto qualche campicello su cui campare, e niente, un po' la dotazione che si dava ai sacerdoti, niente, però ben inserito nella sua comunità e probabilmente anche riverito, anche suppongo, anche diciamo, preso in buona considerazione. Questa comunità, lo ricordo, è bantina, non so quanti spuri lo sanno, vabbè, bantina, anzi bantina nella toponomastica ufficiale di oggi, è attualmente una frazione di Batala, di 300 abitanti, non so se ci sono, forse no, meno. A tempi di Pisurzi siamo stati 270, 180, comunque, così dice. Ecco, per dirvi in breve, ma lavoro di Giancarlo Celentano, che ci ha restituito una versione, un'edizione affidabilissima, lasciatemelo dire così, poi
cioè di sapere, di avere quel puntiglio che certa altra filologia non ha, appunto di averci ricostruito la figura di un poeta, di averci dato un testo affidabile e di aver proposto qualcosa che per la cultura della Sardegna è importante. Allora, visto che Graziano ti ha fatto la domanda, ti faccio una domanda provocatoria. Tu hai parlato dell'elogio della minuzia, lo faresti l'elogio della variante? Certo, una variante. Cos'è una variante? Bisogna dirlo. Quando uno si approccia all'opera di un autore privo o parzialmente privo di autografi, di testimonianze autografe, cioè di una volontà d'autore chiaramente espressa o di edizioni correnti, un autore che curo io nella casa editrice in cui lavoro dice quella parola, poi può passare attraverso l'editing, la correzione, il confronto, però quella sappiamo che è la parola di Marcello Fois, era la parola di Giulio Angioni, chi più ne ha più ne metta. In questo caso abbiamo a che fare con varianti perché abbiamo più versioni di una stessa poesia. Uno dice una parola e in quello stesso luogo testuale, cioè in quello stesso punto, in quello stesso verso, un'altra versione, un altro manoscritto, un'altra stampa, ne dice un'altra o completamente diversa o simile o quant'altro. Il metodo lachmaniano a cui si riferiva prima Maurizio Virdis, o comunque il metodo filologico tout court, suggerisce dei metodi per poter stabilire quale sia quella vera, mettiamolo tra virgolette, poi, questo perché appunto siamo in assenza di una volontà d'autore precisa. L'elogio della variante, se non sbaglio, è già un titolo di Cerquigini, no? Filologo francese, però ne ha fatto una che non è lachmaniano, ne ha fatto una filosofia, nel senso che il testo esiste in quanto variazione, per dircela, ed è applicato alle letterature medievali, ma qui entriamo in un territorio vastissimo. Il mio elogio può essere dalla parte filologica, che se non ci fossero state varianti non sarebbe stato questo lavoro, e quindi un lavoro di ricostruzione. Quindi mi ha dato, diciamo, non ci guadagno molto da questo, però mi ha dato il pane, ma nel senso che mi ha dato materia di lavoro semplicemente, ecco. E poi la si può elogiare perché dà la misura del viaggio che un testo fa nel tempo, con tutte le travisazioni. Gli errori sono molto importanti da un punto di vista culturale. Perché si previene a quell'errore? Ma già l'ha un po' detto Graziano prima, anzi l'ha detto bene, cioè si tende a banalizzare un testo. Ora la banalizzazione è scartabile se noi la accertiamo, però è interessante da un punto di vista culturale, perché è avvenuta? E qua siamo già in un territorio di storia della lingua, magari è avvenuta perché quella parola per l'appunto era scomparsa dal repertorio comune e allora si cercava di familiarizzarla. Si incontrava questa parola in un testo, non la si comprendeva e la si rendeva con una più facile, semplicemente, ecco. Quindi sì, direi proprio per fare con convinzione questo elogio della variante su questi punti, ecco, con questi due motivi essenziali per il mio lavoro, nella fattispecie, ma in generale per la storia della cultura, perché poi alla fine lo scopo ultimo della filologia, passando attraverso le minuzie e cose anche più grosse, è quello di fare storia della cultura. Quindi il suo valore è assolutamente estensibile e può uscire dalla cultura specialistica mediata. Non dico che questo libro possa leggersi serenamente in tutte le sue parti, no, non è vero, perché ci sono le parti degli apparati, sono delle parti tecniche. Ma il testo è lì, è concepito a più livelli,
le poesie sono molto godibili, ne hanno dato degli esempi già Graziano e Maurizio. Poi se uno vuole approfondire questo tipo di aspetto che riguarda appunto la presenza di varianti e la ricostruzione testuale, può andare a vedersele episodicamente, rapsodicamente o sistematicamente, e anche poesia per poesia. Vuole aggiungere qualcosa? E come siamo come tempi, Mario? Già no, io vi ringrazio di nuovo. Siamo proprio in chiusura, Mario? Dimmi tu. Allora. Sì, magari sull'esempio che ha fatto. No, faccio io. Ma non forse sugli esempi che faceva Maurizio prima, su quella Sanzone e l'altra, un pezzettino magari di Sanzone. Su desa purda e stasi che lunghita. Ma forse anche anche l'inizio di Introib Darundende, che è quello della madre moribonda, che ha una struttura narrativa abbastanza complessa. Cioè c'è uno che passa, che è quello che appunto dichiara di essere Introib Darundende, forse una guardia campestre che è in paese, perché questo del rundare non è soltanto poi a Bantina e Tesiravata, due cammineras e quindi forse uno che perlustrava la zona. E c'erano due luogotenenti di salto, come li chiamavano, o lugartenientes, perché si usava lo spagnolo al tempo, a Bantina. Ed è lui che parla, dice: Introid darundende mi corché cansato in un'istrada. Un'istrada è un sedile di pietra, non la strada, perché in alcune traduzioni, prima della mia, c'era come se si scuricasse per terra davanti alla casa, no, è il sedile di pietra che si metteva a fianco alla porta. M'indepeso, vidende chi gente vittotta ritirata, intendo in sa passata una agonizzente, e fatto già puntata dei pesi sa carrera, nende a s'avvizza di questa maniera. Mentre sconosco Giaro, o Giaro, chi ser benzende deve andende presta, è lì che parla la figlia, morta eo senza amparo e orfanedda in questo mondo resta. Imprimi questo in testa, ai spasso anda raro, a Clesia sa di vesta, a ballo scalchi olta, però a festa guarda innanti morta. Mentre sa mia sorte non m'ha lasciata giumpere a suo intento, in sora desa morte ti cherzo dare questo documento, che voleva dire avvertimento in salvandi, come in spagnolo. Però tenela attento in sa memoria forte. Non pensi sia quento de vezzas e indignasa, isculta bene tutte ti indesignas. A Castro, a Mesaustu, dessa edade tua che fesi andare, in corito in gusto, capunnetta non mi che fei andare, non entrei a ballare, né mi indenzei gusto, solo per lo mirare maccerei assaggianna e porto una toccata manna. Questo è il linguaggio cifrato a cui si riferiva Maurizio prima. La toccata associata a Sagianna sarebbe una bussata, ma probabilmente è una molestia. È una molestia, come minimo. A Tula, a Sant'Elene, andesi tromba e cogiuata noa, cioè tronfia, orgogliosa d'essere fidanzata. De canto stavo bene, mi tirai e carches a saccoa. Eo macca che loa nende ai se mantene, che fendeva che proa, punghei sull'unzino e amboso che ruemus in su traino. Un anno mi han chiamata a Santo Felis e andata so. Pregunto in sa passata in sa bottega de patrona lo. Trumba stenides? No. Giovoloso? Sì. E mi data un grande dindò che mi ten sepultare senza mi poter de cussu olvidare. Dindò è un pendaglio, fate voi. Poi potete prenderlo anche alla lettera. In so spurzunculino, sono strofe un po' difficili. Fia con bella cortesa seconda al sende a cappuccino, dai domo de sia brutta monda, a tanta baraunda benzei so sgusino, che sono la truppa locale, insomma, la polizia. E tan bene sarunda, non spicca né non sporta e passiamo a notte mese porta. Così prosegue facendo una specie di tour del Monte Acuto delle feste,
avvisando la figlia sul letto di morte, lei la madre, dei pericoli che ci sono ad andare alle feste, presentarsi, insomma, frequentare le feste campestri, i novenari, insomma, che voi tutti conoscete, le feste patronali. E testimonianze storiche, documenti attestano veramente che erano comunque zone franche queste, insomma, ci si poteva, si dormiva uomini e donne all'interno di luoghi sacri, e il ballo era una delle attività preferite, come anche oggi è sempre stato definito dagli storici e dagli osservatori lo sport nazionale sardo, e anche oggi è apprezzatissimo. Però anche il ballo era la situazione in cui ci si corteggiava, si aveva un contatto fisico, quant'altro. C'è un'altra canzone che non è stata ancora citata, che è tutta sui balli, la canzone 3 nella mia edizione. Però mai, e giustamente lo metteva in evidenza Maurizio, non c'è mai la censura totale e diciamo trombonesca, come diceva Graziano, di queste pratiche sociali, perché il vicario. Peraltro, questa mappa delle festività uno può anche interpretare al contrario, cioè dicendo sono andata lì e ho fatto questo. Qualcuno potrebbe, letta da un punto di vista maschile, dice bene, questi sono i posti dove vado, perché qui succede qualcosa. Si può rovesciare. A volte veramente l'ambiguità di Pesuccio sta nel fatto che non c'è questi giudizi di condanna che piacciono tanto al mondo protestante. Non c'è, è come dire, è così, che grande male c'è. Dovreste seguire la retta via, ma vabbè, niente di cazzo, se vi fossi, se no vabbè, siamo tutti peccati voi. Infatti la conclusione che ricordava già Maurizio si torna, chiuse le virgolette, diciamo, della madre in fin di vita, e si torna a quello che era Intruit da Rundende, che ha Aurigliato, è un discorso riportato, Aurigliato dalla finestra, c'era finestra, le case erano un piano, tranquillo. La parola torna a lui, perché la madre finisce: de tutto t'indammenta, tenelo in sa memoria fittiano, come morzo contenta che t'ha podato tutto a sinnusano, ma non sia invano, fizza in mama iscarmenta, non lisca cristiano né manno né minore, si Deo, due ed eo e confessore. E qui si chiude. Perdesi l'imba luego, ed eo mi retiresi a mi corcare. Mi corco e non assossego. Non mi tranquillizzo, non riesco a dormire. Mi indepeso e non posso riposare. Solamente in pensare si a mozzere mia negos andare a festeggiare, a commente issa in nisiata puliche malum in tradizioriscia. Abistente dudoso si o nobile ere proibito, conoscende fogoso su naturale sou e divertito, non che l'app ingollito, capito che è forzoso, che chi l'ha erito, o ponne peni staffa, o stare con i sazzi fezzaffa. Qui sta l'equilibrio. È anche divertente, sì, Pesurzi, bisogna dirlo alla fine, è spesso è divertente. Un altro pezzo di qualche altra poesia. Il racconto del sogno, della visione, quindi. O Canto di Sogno d'Amore, ce ne sono tante. C'è anche quella dell'amore finito che è molto bella. Un'altra, vero? Scegliamo quella nel. Nazzemi voi. Ok. E andiamo da Saputo. Sì, su puntorzo balla il testo, o baddo il testo. Inizia così: poeta già, date a me attenzione in su conto chi devo relattare. No testa, ma pulito in visione, cosa schidana, gusto a ascoltare.
mi sono sognato levando un servone e mai lo potevo assicurare. Tanto di una storia che si è stata alleare una budda disguidata, tanto di una storia furiosa che volevo che lei ha saputa a sutta di un cher cuttettinoso. Su vele per schizzette una tutta, scusate. Corro con pedra e bastone nodoso e per scudo e si resta con nota. Essi che qualche poma l'avvocato, quando giunge feroce l'ha ficcato. Issa, in buono che libera servita, tremenda e più fritta de sunie, muovete de ala incogorostita e impugnata sa sungia sa contra mia. Beh, in buon'ora si taia eschita su tutta sa storia ancora vistinia. O forse se hai quest'ora divorata de te non si contra manco fumata, pur da bova de via sa riflettire, canto devi stare a mia reparare chi non tenia forza di fuire, né tempo su e né luogo di scappare. Casa storia vi pronta a ti occhire ed eo più lestro a ti salvare. Chi pare che perdiasi scarpone currende anche ti curra su mazzone. Non fi brutti mi va che era buddito, né a pudda piena e né a rusto. Non fi brutti mi ponere in si spidu, però chi de pudda sa a poco gusto. Solo caere in bidu, solo a caere in sorbichino orbido, in ierro, in verano, in augusto, solo caere in bidu sorbichino, so caia pudda con suo spuddichinos. Si torna a bessire temeraria, solo desaida o più sfora, chi tagatta sa storia solitaria, come enteoe e a cale sisiatora, sa mano mia destenne scontraria, e appa ben a ti sgiompere ancora, a se stare nie morta e tosta, senza alasa, senza coa e cogorosta. Pro chi tistesi in domma seliata, un funeddu tappa una sanca, come se sto tucante spinniata, pro chi sa storia t'abbettato franca, tappa a tenere in domma incatenata, a su pesi stripide o esa banca, dende di ammanicare in atta e orzu e dei posti su notte a salza d'orzu. Le vende su sirbone, ido una mura in saprunazza in un pezzo e orzu. Mi fatto basciu bascia sa cresura, pro li tirare a male spavorzu. In cascioletta anda a ponne profura e magatto che vitto un puntorzu. Ma arrabbio e mi infurio d'inquieto, fatta forza e andrò da letto. Grazie a tutti dell'ascolto.